Sabato 3 dicembre, buongiorno a tutti voi telespettatori, anche oggi puntuali alle 12, per portare a casa vostra in diretta l'informazione del Veneto. Parleremo chiaramente di quello che sta succedendo, di quello che è successo, con tanti collegamenti, un'ampia pagina di cronaca, poi insomma i nostri immancabili approfondimenti, le nostre inchieste, tematiche che riguardano l'economia, la politica locale, l'ambiente, il risparmio, lo sport e tanto altro. Saremo in vostra compagnia, se vorrete, fino alle 13 in diretta, insomma, come d'abitudine. Allora, apriamo subito il nostro giornale parlando di autonomia, perché ieri è stata una giornata importante in vista anche insomma di quello che è la progettualità, di quelle che sono e saranno le tempistiche che insomma il governo ha intenzione di tracciare per seguire e perseguire la strada dell'autonomia. Ne ha parlato il ministro degli affari regionali Roberto Calderoli a Palazzo Balbi a Venezia, ha fatto il punto insieme al governatore Luca Zaia, fissate come dicevamo le tempistiche della riforma e ha anche anticipato il meccanismo delle intese. Un anno è dato alla cabina di regia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, costi e fabbisogni standard. Un anno per l'approvazione della legge d'attuazione, quindi facendoli viaggiare in parallelo, alla fine del 2023 dovremo poter affrontare, valutare e votare le intese stabilite fra Stato e Governo e affidarle al Parlamento. Detta una tempistica precisa, misurabile, il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, che da Palazzo Balbi, forse non a caso, ha iniziato il suo tour di incontri con i presidenti di regione. Sul tavolo, inevitabilmente, la svolta autonomista che assicura non potrà prescindere dalla definizione dei famigerati LEP, i livelli essenziali di prestazione da garantire in tutte le aree del paese. E a Venezia il ministro leghista non dà soltanto il cronoprogramma della riforma, ma anticipa anche il meccanismo delle intese tra governo e regioni una volta approvata la legge quadro. La questione non è di dettaglio e riguarda l'attribuzione delle materie. Io preferirei considerare la proposta per singola materia, in modo che il Parlamento voti quella singola materia e l'intesa per il trasferimento della stessa, perché mettendone di più di una all'interno della stessa intesa potrebbe esserci un voto contrario del Parlamento per una materia che so su 5, mentre invece sulle altre 4 sarebbero d'accordo. Spiegato vuol dire che non è vietato chiedere 23 intese e chiedere che vengano approvate tutte lo stesso giorno. La strada, nonostante l'accordo di maggioranza e la stricata di distingue e polemiche, l'ultima parola spetterà al Parlamento e il fronte dei governatori sembra sempre meno compatto e balcanizzato tra nord e sud, con l'ultima proposta in ordine di tempo del governatore campano Vincenzo De Luca di predisporre una piattaforma comune per la sburocratizzazione al posto dell'autonomia. Le pere e le mele non le si possono mettere insieme, lo riferisco al presidente De Luca. Uno non può dirmi dobbiamo andare a lavorare e lui risponde andiamo in montagna in vacanza, perché la sburocratizzazione di cui mi sono anche occupato in passato con l'autonomia differenziata non c'entra assolutamente niente. A Venezia il ministro riceve i regali di rito, statuetta del Leone di San Marco e bandiera. Da lombardo invidio lo spirito identitario del Veneto, confida, insomma nessuna parola di circostanza. L'asse Zaia-Calderoli è una questione anche plastica, l'ultima fiche da giocare sul tavolo della politica nazionale. Se non ce la facciamo stavolta con questo ministro non ce la facciamo più. E adesso la cronaca, torniamo a parlare della tragedia di Davide Rebellin. È stato identificato e denunciato il camionista tedesco che ha investito il campione di ciclismo. I testimoni hanno raccontato di averlo visto scendere dal tir, guardare la vittima e ripartire. Lo ha lasciato sull'asfalto dopo averlo travolto e ucciso. Ora ha un nome e un volto. Il camionista indagato per l'investimento mortale dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto mentre si allenava in bici lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. Individuato grazie anche alle telecamere di videosorveglianza vicine ad un esercizio pubblico dove mercoledì si è consumato il tragico incidente. L'urto causato da un auto articolato con targa tedesca. Fondamentali le testimonianze raccolte
raccolte dai carabinieri sul posto. Alcune persone hanno riferito di aver visto l'autista scendere dal mezzo per poi avvicinarsi alla vittima e risalire sul camion per fare rientro in Germania. Alcuni testimoni lo hanno anche fotografato. Nell'immediatezza del fatto è stato attivato uno strutturato e capillare sistema di ricerche, sia sul campo, attraverso il coordinamento delle centrali operative e i carabinieri nel territorio in sinergia con le altre forze di polizia, sia all'estero, una volta acclarata l'origine del sospettato mediante i canali Interpol e di cooperazione internazionale. Si è anche appreso che il camionista, nei confronti del quale si procede per i reati di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale, avesse patteggiato una pena davanti al Tribunale di Foggia nel 2001 per violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, pena dichiarata estinta per decorso del tempo. Non solo, nel 2014 gli era stata ritirata la patente a Chieti per guida in stato di ebbrezza. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Davide Rebellin, in corso gli approfondimenti per la ricostruzione dell'esatta dinamica che ha portato alla morte del campione di ciclismo, i cui funerali, che la famiglia stava già organizzando a Lonigo, si svolgeranno a data da destinarsi. E torniamo a parlare con gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia sul lavoro a Colle Umberto. Ieri mattina la CISL è stata nell'azienda Furlan. A breve il portale attivato dal sindaco per raccogliere le denunce dei lavoratori coprirà anche Treviso, Belluno e Verona. Stamattina siamo stati in azienda, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo cercato di parlare con la direzione per capire quali sono le motivazioni per cui è successo questo incidente. Al momento c'è abbastanza riservatezza. Un saluto a casa prima di andare al lavoro da Sacile a Colle Umberto, come faceva tutti i giorni, alla compagna e alla figlia di 7 anni. Quel saluto sarà un addio per Marco Pesotto, operaio di soli 56 anni che ieri in fabbrica ha perso la vita stritolato dentro ad un macchinario. Il sopralluogo del segretario della CISL, della Federazione dei Lavoratori Costruzioni e Affini, questa mattina ha prodotto delle osservazioni. Il fatto è che la macchina si è messa in moto, quindi ci chiediamo come possa una macchina funzionare quando il lavoratore è al suo interno, essendoci sicurezze, essendoci sistemi che dovrebbero prevenirlo. Sono centinaia in calzapotente le denunce di lavoratori arrivate al portale attivato dal sindacato proprio per rompere il muro di omertà che copre condizioni lavorative fuori norma. Abbiamo raccolto oltre 50 segnalazioni in un anno. Di queste segnalazioni quasi il 100% erano assolutamente fondate. Abbiamo fatto smontare cantieri con i nostri enti bilaterali, abbiamo fatto interventi diretti dove potevamo farlo e abbiamo segnalato agli enti preposti, quindi Ispettorato del Lavoro e Spisal, laddove non potevamo intervenire direttamente. Giacomo Vendrame, segretario veneto della CGIL, torna a ribadire: la salute non è un costo. Garantire condizioni migliori al lavoro significa anche garantire una maggiore produttività. Le statistiche dicono che dobbiamo continuare a insistere e dobbiamo cambiare il concetto che non si può produrre a qualsiasi condizioni, perché bisogna garantire prima la salute e sicurezza del luogo di lavoro e poi quindi la produzione. Maxi operazione della polizia che ha passato al setaccio alcuni centri massaggi orientali del Vicentino, 2 le attività chiuse. Fare i puntati sulla prostituzione anche quando si nasconde dietro alla copertura di altre attività commerciali. Dopo che a fine ottobre erano stati chiusi 3 centri massaggi, 2 a Vicenza per gravi violazioni alla legge sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e 1 a Bassano per sfruttamento della prostituzione, oggi la polizia torna a passare al setaccio alcuni centri massaggi orientali. 2 attività a Vicenza sono state sospese e i locali chiusi in via cautelativa. Gli agenti hanno riscontrato l'assoluto mancato rispetto delle basilari norme di sicurezza e la totale mancanza di qualsiasi documentazione autorizzativa, oltre all'impiego di personale senza contratto di lavoro, violazione che ha portato a una sanzione supplementare da 10.500 euro. A ognuno dei 2 centri massaggi l'Ufficio Provinciale del Lavoro ha contestato complessivamente sanzioni per 60.000 euro.
Per altri 3 centri massaggi, 2 a Vicenza e 1 a Rosà, sono in corso le valutazioni e le verifiche prima di adottare eventuali provvedimenti. In una delle attività a Vicenza, la titolare era già stata indagata per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Nell'altro centro, sempre a Vicenza, un cinese, con precedenti per produzione, traffico e detenzione di droga, già destinatario di un ordine di allontanamento dall'Italia, ha cercato di fuggire dalla finestra della cucina, ma è stato bloccato dagli agenti della polizia. Le verifiche della questura continueranno nei prossimi giorni. Prima di andare in pubblicità, un rapido aggiornamento meteo, una notizia arrivata proprio pochi secondi fa dall'ANSA e dal Centro Previsioni e Segnalazioni delle Maree del Comune di Venezia, che ipotizza per domani in centro storico una massima di marea di 110-115 centimetri. Il fenomeno è direttamente legato ai venti di Bora. Adesso, piccolo break pubblicitario, noi rientriamo tra pochissimo con tante altre notizie, con i nostri approfondimenti e con i nostri collegamenti dal territorio. A fra poco. Manca una manciata di minuti alle 12:15. Ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG. Durante questo piccolo break pubblicitario è arrivata anche un'integrazione alla piccola pillola meteo che abbiamo dato proprio prima di concederci un attimo di pubblicità. Dicevamo che il Centro Previsioni e Segnalazioni delle Maree del Comune di Venezia ipotizza per domani in centro storico una massima di marea di 110-115 centimetri, il fenomeno legato ai venti di Bora. Si stima che per Chioggia il sovralzo sarà di 5-10 centimetri. Il fatto sta che queste condizioni favorevoli all'acqua alta renderanno molto probabilmente necessaria l'attivazione del sistema MOSE a difesa della città. E a proposito di comunicazioni che ci arrivano dalla regione, facciamo una piccola parentesi anche sulla situazione legata al Covid. Il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto è stato pari nelle ultime 24 ore a 4.601, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.562.665. Preoccupante il dato dei deceduti, delle persone che hanno perso la vita, 14 in più nelle ultime 24 ore e il totale da inizio pandemia si avvicina drammaticamente a quota 16.000, per il momento 15.995 vittime. Il bollettino della Regione riporta anche una crescita degli attuali positivi che da 63.150 crescono quasi di 1.000, quindi 921 in più, e si arriva a superare i 64.000 attualmente positivi. In netta diminuzione, una buona notizia, l'occupazione dei posti letto in ospedale, 31 in meno per quello che riguarda le aree non critiche e 4 terapie intensive in meno nelle ultime 24 ore. Questo è un po' il quadro generale, quindi insomma 4.600 nuovi contagiati, 64.000 attualmente positivi, purtroppo 14 vittime, e poi abbiamo visto insomma che gli ospedali gradualmente, fortunatamente, si svuotano. Detto questo, noi adesso ci spostiamo a Bassano del Grappa perché Rete Veneta con i suoi cittadini a Bassano appunto ha portato avanti negli anni una sorta di battaglia di profondo impegno per far riavere alla città, ai bassanesi, ai turisti la spiaggetta, una battaglia contro la centralina di via Pusterla, una medaglia al petto che insomma ci sentiamo di appuntarci, ma soprattutto di appuntare sul petto dei cittadini, perché la centralina non verrà realizzata e la spiaggetta tornerà a disposizione dei bassanesi. Quindi soddisfatti tutti, anche l'ex sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, che però non manca di puntare il dito sulla politica. Scopriamo perché.
Questi cancelli tra qualche mese spariranno, così come sparirà il cantiere che era stato allestito per la realizzazione della tanto discussa centralina idroelettrica proprio a ridosso del fiume Brenta, a 2 passi dal Ponte Vecchio, monumento nazionale di Bassano del Grappa. Una battaglia, quella contro la centralina, che era stata portata avanti anche da Rete Veneta con tanti servizi. È arrivata quindi la bella notizia che nella prossima primavera i bassanesi potranno tornare a usufruire di quest'area verde, questa spiaggetta sul Brenta lungo via Pusterla. Tutto bene, viene da dire, e c'è però ancora un però, come ha sottolineato l'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto. Io saluto con favore il fatto che questa ipotesi di transazione potrà mettere una pietra tombale su quel progetto della centralina. Però c'è un però, che il pubblico sborserà 236.000 euro. Ora, a questo punto della situazione probabilmente è effettivamente l'unica soluzione possibile, e forse anche quella economicamente più vantaggiosa. Però la domanda che mi faccio io, che penso si stiano facendo molti cittadini, è questa: perché la Regione ha detto di sì all'inizio di questo progetto e ora, per chiudere quelle partite, è costretta a sborsare più di 200.000 euro, e 30.000 dovrà sborsarli il Comune di Bassano? La morale della favola è questa: quando un progetto è contrario all'interesse pubblico, la politica deve dire di no subito. E a proposito di progetti che stanno facendo discutere la città, la mente corre subito alla questione San Lazzaro, su cui sindaca e giunta non si sono mai espressi. L'amministrazione comunale dovrebbe dire di no subito, dire: noi quel progetto non lo condividiamo. E allora la nostra collega Vanessa Banzato ha introdotto proprio in coda al servizio appena andato in onda la questione del caso San Lazzaro. Ne ha parlato ai nostri microfoni il sindaco di Cartigliano, Germano Rachella. Perché? Perché sembra che alcune grandi aziende dei paesi limitrofi alla zona di Bassano possano essere intenzionati nel futuro ad abbandonare appunto i piccoli paesi e trasferirsi a San Lazzaro, qualora venisse poi realizzato, diciamo, il progetto industriale. Questo per paesi come Cartigliano sarebbe uno scenario economicamente devastante. San Lazzaro il giorno dopo. C'è silenzio, un misto di scetticismo e riflessione dopo il colpo di scena di giovedì, quando è saltata la conferenza dei servizi con il ritiro del progetto da parte delle imprese interessate. La sensazione però è che si tratti della quiete prima di una nuova tempesta. L'amministrazione ha fatto capire, per voce dell'assessore Andrea Viero, che le aziende potrebbero ripresentare un nuovo progetto, con il comune che promette di riaprire le analisi tecniche e soprattutto di coinvolgere i cittadini nella decisione, consapevoli del fatto che la politica può cambiare il corso delle cose. Bassano dunque resta in attesa. Chi invece si è mosso, e bene, è Cartigliano, e mai come in questo caso si può dire che l'erba del vicino è sempre più verde. Il Comune, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, ridisegnerà il verde di alcune zone, facendo dialogare l'architettura naturale con lo spazio industriale cittadino. Vogliamo tutelare quelle zone verdi, i famosi campi, anche per riconoscere l'importanza che hanno avuto nel passato. Dunque, nello stesso tempo, tuteliamo sì la natura, ma tuteliamo anche la nostra storia e la nostra cultura. San Lazzaro e Cartigliano, due aree che si toccano, ma anche due mondi lontani, almeno per la progettualità e la visione futura. Prima di creare nuovi insediamenti produttivi, vediamo quali sono gli insediamenti esistenti e magari dismessi. Questo ci permette di dare un'urbanistica al territorio, tutelando sia l'architettura grigia che sia l'architettura della natura. E sulle voci che vorrebbero alcune grandi aziende di Cartigliano interessate a spostarsi nell'area di San Lazzaro, il sindaco Germano Rachella va diritto al cuore del problema. Naturalmente sarebbe un danno enorme per i piccoli paesi, anche perché attualmente con le aziende di Cartigliano abbiamo un rapporto bellissimo, ci aiutano tantissimo, ma soprattutto credono in un Cartigliano da vivere e un Cartigliano
da sostenere. Anche operazioni di grosso calibro, tra virgolette, si dovrebbero fare assieme a tutti gli altri comuni, fare una pianificazione più grande per capire dove eventualmente certi insediamenti potrebbero nascere. Voltiamo pagina adesso e parliamo di truffe agli anziani in questo periodo, insomma, contraddistinto, lo abbiamo visto anche ieri, da un sensibile aumento, ad esempio, dei furti e delle rapine. Anche le truffe sono in crescita. I carabinieri del comando provinciale di Belluno, ma questo è un discorso che vale chiaramente, può essere esteso a tutte le zone del Veneto, lanciano una campagna di prevenzione sul territorio rivolta proprio alle persone più fragili. Nel caso delle truffe agli anziani la statistica non rileva assolutamente. Pochi casi sono comunque troppi casi. Prima che la provincia di Belluno diventi terreno fertile per malfattori, dal Comando Provinciale dei Carabinieri riparte la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani. Una emergenza vera e propria non c'è, ma, afferma il colonnello Pigozzo, dobbiamo creare un argine. A questo scopo sono stati mobilitati uomini e stazioni dell'Arma diffuse capillarmente nel bellunese per diffondere suggerimenti e consigli pratici rivolti alle persone più fragili, nei loro luoghi di ritrovo e nelle parrocchie. Ci sono tantissime tecniche utilizzate dai truffatori, però è bene diffonderle queste tecniche perché tutti le sappiano. La più diffusa, la più ricorrente ultimamente è la telefonata che arriva a casa e che dice che un parente è stato coinvolto in un incidente stradale ed è responsabile di quell'incidente. La persona dall'altra parte del telefono chiede dei soldi per risolvere questa situazione. La casistica messa in atto da Il Gatto e la Volpe di Collodiana Memoria riporta camuffamenti d'ogni genere, falsi carabinieri e funzionari dell'Enel, finti venditori, ma c'è anche la tecnica dell'abbraccio o quella di sporcare i vestiti ad ignari anziani che camminano per strada. In ogni caso l'Arma esorta a chiamare il 112 al minimo dubbio e senza timore alcuno. A supportare la campagna i militari in congedo dell'Associazione Carabinieri. Vorrei chiedere ai figli, ai nipoti delle persone anziane che quando vanno a trovarle parlino di questo tema, affrontino con loro questo argomento. Abbiamo bisogno di diffondere questa notizia in modo che le persone anziane abbiano uno strumento per difendersi. Parliamo adesso di novità importanti che riguardano la viabilità. Ci spostiamo a Cornedo Vicentino. Abbiamo approvato in giunta un progetto di allargamento di via Rio Bonello, una delle strade che porta a Cereda. L'intervento riguarda il tratto compreso tra via Trieste e via Grumo. Con uno stanziamento di 200.000 euro, l'amministrazione conta di intervenire per rettificare l'andamento della strada e allargarla in modo tale da favorire il passaggio di due auto contemporaneamente, visto che oggi è stretta con molte curve e in alcuni punti permette il transito di un'auto alla volta. Intervento volto a facilitare l'accesso e la discesa dalla frazione di Cereda, ma anche perché nel tempo la strada ha visto crescere il numero di veicoli che la attraversano in ragione dello sviluppo edilizio che c'è stato. È un intervento che ha un costo importante, 200.000 euro, e che prevediamo di attuare nel corso del 2023. Entro dicembre acquisiremo il progetto definitivo ed esecutivo e quindi poi passeremo all'appalto e all'esecuzione dei lavori. Allora tra poco ci sposteremo a Curtarolo, andremo a vedere altre zone, altre aree del nostro Veneto con i nostri collegamenti in diretta, ma prima 2 minuti di pubblicità. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora noi diamo subito la linea alla nostra collega Chiara Gaiani che vediamo sotto la pioggia per l'inaugurazione importante del nuovo ponte a Curtarolo. Buongiorno Chiara, a te la linea.
Alex, buongiorno, davvero un giorno di festa anche se non meteorologicamente parlando, sta piovendo molto forte da circa un'ora qui a Curtarolo. Io e il collega Cristian Roque Allende siamo proprio sul selciato del nuovo ponte costruito in tempi di record lungo la provinciale Valsugana. A minuti, proprio ad attimi, dovrebbe esserci l'inaugurazione dietro a quella selva di ombrelli che vi sta facendo vedere il collega, ma era impossibile fare il collegamento da lì. Ci sono tutte le autorità, sono presenti tutti i sindaci di questa zona dell'Alta Padovana, ma anche molti sindaci della provincia di Padova, i sindaci di Curtarolo e di Piazzola sul Brenta, che sono tra virgolette i sindaci proprietari di questo ponte, il presidente Luca Zaia che farà il taglio del nastro, il presidente della provincia di Padova. Un'opera molto attesa, sappiamo che su questo ponte era stato imposto il limite di non passare per i camion di tonnellate superiori ai 35, di fatto una provincia tagliata a metà, con una zona industriale, con una serie di zone industriali importantissime, il principale collegamento tra Padova e Cittadella e poi Bassano. Ecco, dalle 5 di oggi pomeriggio la viabilità sarà aperta al transito a tutti. Il vecchio ponte alle mie spalle resta invece per il transito di cicli e di pedoni. A luglio avevamo fatto vedere proprio con il collega Cristian Roque Allende le immagini spettacolari dell'esplosione del vecchio ponte. Ecco, siamo al 3 di dicembre e questo è il ponte nuovo. Alex, se non ci sono altre domande da studio qui da Curtarolo, davvero ti restituirei la linea per riuscire a correre all'inaugurazione. Assolutamente, il taglio del nastro incombe. Allora noi ringraziamo Cristian Roque Allende e la nostra collega Chiara Gaiani per il loro collegamento. Noi adesso andiamo avanti e raccontiamo quella che ha tutte le caratteristiche per essere definita una vera e propria odissea, quella di un 57enne di Cazzago di Pianiga travolto da un'auto, ossa e bacino fratturato, ma l'assicurazione non lo risarcisce e gli attribuisce anche la responsabilità. Il 6 luglio 2021 un 57enne di Cazzago di Pianiga stava correndo in sella alla sua bicicletta sportiva nel centro di Dobbiaco, in provincia di Bolzano, quando l'auto condotta da un 41enne del posto che sopraggiungeva nella direzione di marcia opposta ha svoltato improvvisamente per entrare in un parcheggio, tagliandogli la strada e travolgendolo. Difficile per il 57enne evitare l'impatto, ma nonostante questo, secondo l'assicurazione, le colpe sarebbero solo del ciclista. Una situazione kafkiana, la definisce lo studio legale che assiste l'uomo, portando come prova un video dell'incidente, esaminato anche dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Dopo lo scontro, scrivono i legali, per il 57enne è iniziato un calvario. Il ricovero nel reparto di chirurgia dell'ospedale di San Candido fino al 19 luglio con prognosi di frattura di anca, bacino e osso sacro. Mesi di immobilità e riposo assoluto, di deambulazione con stampelle e costosi cicli di fisioterapia, senza mai recuperare completamente, tanto che gli è residuata un'invalidità permanente. Eppure, riportano i legali, pur dando ai carabinieri atto nel loro rapporto che l'investimento è stato causato dalla mancata precedenza del 41enne, sanzionato per questo, i militari attribuiscono al ciclista un concorso di colpa per non aver mantenuto una velocità consona e non aver frenato in tempo, multandolo. Secondo i carabinieri, continuano i legali, nei 2 secondi in cui l'uomo ha notato l'auto avrebbe potuto evitare l'impatto, e questo nonostante il video racconti una storia diversa. La compagnia non intende dunque risarcire il ciclista. Il caso ora sarà in mano al giudice. E adesso siamo pronti a collegarci con Belluno, perché abbiamo parlato di viabilità, abbiamo parlato di ciclisti, abbiamo parlato di viabilità debole, anche dei pericoli insomma che si corrono sulle strade. A Belluno noi abbiamo il nostro collega Fabio Fioravanzi, con lui dovrebbero esserci i protagonisti di un lunghissimo viaggio in bicicletta, quasi 2400 chilometri percorsi per raccogliere fondi a favore dei ragazzi disabili che vivono in Romania. Fabio, a te la linea. Grazie per la linea. Oggi vogliamo raccontarvi da Belluno una storia che di bellunese ha l'origine dei 2 protagonisti, perché in realtà per Belluno non ci siete passati, mi pare di... Siamo passati anche a Belluno, sì. Di striscio? Partenza. Sì, alla partenza. Dai. Nel Longarone? Sì,
Siamo passati alla sede di Comitato Pollicino per fare un saluto e bere un caffè. Allora, perché qua dobbiamo ricordare che uno che ha un nome tipicamente cadorino, non è cadorino? Non sono cadorino, no, sono della Val di Zoldo. Perché ricordiamo che si tratta di Paolo Lovat. Esatto. Non diciamo perché, ma Lovat uno pensa al Cadore, e invece no, non siamo della Val di Zoldo. Mentre l'altro, che si chiama Stefano Bortolot, è cadorino. Di dove? Zoppè di Cadore. Perfetto, allora, così li abbiamo intanto presentati e raccontiamo la storia del finale, che è questo assegno che hanno consegnato in questa bella costruzione all'associazione Pollicino. Allora, vorrei che uno di voi due raccontasse un po' l'avventura e uno di due dicesse perché vi siete legati all'associazione Pollicino. Partirei da questo. Perché legata a Pollicino? Chi comincia? Lui. Allora, legati a Pollicino perché c'è una frase che a me piace molto di un amico che è Roberto Coletti, che dice: se vuoi un mondo migliore scatenalo. Io ho unito la passione per la bicicletta, la passione per i viaggi a questo tipo di iniziative, le raccolte fondi per associazioni benefiche. La prima volta l'ho fatto l'anno scorso con un'associazione di Brescia, quest'anno invece ho voluto farlo con un'associazione qui del territorio di Belluno, perché era giusto farlo per la nostra terra. E ho avuto... Possiamo, perché magari non tutti lo sanno, bellunesi però che operano lontano da qua, in questo caso. Sì, noi lavoriamo, sia io che Paolo lavoriamo in Germania. No, io parlavo di Pollicino. Sì, esatto, scusami. Pollicino ha costruito una casa in Romania ed aiuta ragazzi con portatori di handicap, ragazzi e ragazze che non hanno la possibilità economica di studiare, di avere una vita normale, e accoglie in questa casa tanti ragazzi. Adesso mi sembra che decine di ragazzi, quasi 70 circa. Sì, al momento sono quasi 70. E per noi è stata diciamo, li abbiamo anche conosciuti, ci siamo collegati in video con loro, è stata molto molto emozionante. Allora, veniamo all'altro protagonista. Com'è che il Cadorino ha coinvolto lo Zoldano? Abbiamo già fatto anni fa dei viaggi assieme, quindi lui mi conosce e quindi ha detto mi fido di Paolo e lo invito. Partendo da Longarone per arrivare dove? Siamo partiti a Longarone, siamo arrivati a Finisterre. Dove, diciamolo? Che è in Spagna, dopo Santiago di Compostela. Perché avete scelto quello come arrivo? Perché bisogna arrivare fino alla fine del mondo di una volta. La chiamavano, quando la gente arrivava là non vedeva solo oceano, quindi per loro quella era la fine del mondo. Quanti chilometri, con quanto dislivello, in quanti giorni? Abbiamo fatto circa 2400 chilometri con 24.000 metri di dislivello scarsi e in 16 giorni, con un giorno di pausa a Lourdes per i festeggiamenti dei suoi genitori che festeggiavano il 60° di matrimonio. Complimenti, auguri ai genitori, immagino ci stessero guardando, perché 60 anni di matrimonio è un'impresa ben superiore alla vostra, diciamo la verità, non è paragonabile, voglio dire, assolutamente. Con anche, raccontavano quando hanno consegnato, facciamolo rivedere, questo assegno in una conferenza stampa, direi più cerimonia, un incontro in comune a Belluno, con anche qualche ricordo simpatico sul fatto che non avete perso chili. Non abbiamo perso chili perché... Nonostante tutti i chilometri che ha detto lui che è magrissimo. Sì. Difatti in salita mi dava la paga, però... in discesa il peso aiutava a recuperare. Non abbiamo perso chili perché per noi è stato un viaggio non solo sportivo ma anche enogastronomico. Abbiamo passato per tante zone in Francia, in Spagna, dove si coltiva dell'uva, che si fa zone di buon vino, e quindi da buoni italiani abbiamo dovuto
assaggiare, abbiamo dovuto mangiare. Il vino migliore bevuto dove? Il vino migliore l'abbiamo bevuto, non lo so neanche io. Garone no, vabbè dai. Garone no, quello della Rioja, che è una zona molto importante, sì, in Spagna. Sei d'accordo sul vino migliore? Sì, quello sì. Invece poi la birra, che era il nostro, diciamo, reintegratore principale appena scesi dalla bicicletta, siamo pienamente d'accordo nel dire che la birra migliore l'abbiamo bevuta a Briançon appena arrivati in Francia. E la cucina locale? Sì, era una birra locale di fanno là, buona, sì. E la cucina migliore? Ah, guarda, è difficile. È difficile. Ma noi che non abbiamo tante possibilità di mangiare il pesce, ci siamo scatenati nella zona del sud della Francia. E anche in Spagna, le zone polipo. No, era. È consigliabile. Allora, vogliamo spiegare, prima abbiamo fatto vedere una cifra importante, sono più di 2.000 euro. Come sono stati raccolti? Allora, Luca Mareschi del Comitato Policino aveva organizzato tutto in pochissimo tempo, perché noi siamo ritornati alla Germania a metà ottobre, siamo partiti il 21, quindi nel giro di 10 giorni è riuscito a mettere in piedi una piattaforma? Sì, sui social noi abbiamo cercato di condividere questa cosa e c'erano appunto potevano fare il bonifico sul conto corrente del Comitato Policino, oppure c'era con PayPal riuscivano direttamente a versare queste donazioni. Quindi possiamo ringraziare i social in questo senso, che hanno permesso alla gente di sapere cosa facevate, di decidere di aiutare questi bambini? Sì, i social tanto criticati questa volta sono stati molto, molto importanti per la raccolta fondi. Però viaggiare in realtà però ha un costo, anche certamente il mangiare e il bere. Vi siete autofinanziati? Sì. Non abbiamo ricevuto denaro per le nostre ferie, diciamo che io lo chiamo ferie, ci siamo autofinanziati, sì. Allora, devo dire che è stato bello che abbiate ricevuto questi due riconoscimenti da parte del Comune, ve li ha consegnati il Sindaco, e magari chiedo a Stefano, che come sempre è con me in questa avventura nel raccontarvi episodi della vita qui dalle Terre Alte, facciamo vedere il percorso magari da dove sono partiti. Questa linea blu, vedete, appunto sono arrivati in quella che una volta era la fine del mondo, di una terra che si pensava fosse piatta prima, o che comunque poi ai tempi di Colombo di là avesse solo l'acqua e si arrivasse nelle Indie senza trovare in mezzo l'America. È un percorso davvero incredibile, tantissima strada, abbiamo detto i chilometri. Il ricordo più bello? Ma il ricordo più bello è l'arrivo a Finisterre. Mi viene quasi da dire che un viaggio così lo fai per provare le emozioni dell'ultimo giorno, perché l'ultimo giorno è stato incredibile, dal momento in cui siamo usciti dal letto, prepararci per salire in bicicletta, gli ultimi chilometri sono emozioni che chi non fa un viaggio di questo tipo non può capire. Sì, concordo pienamente con l'amico Stefano. Ce lo siamo proprio goduto gli ultimi chilometri, non si voleva più arrivare, perché poi dici adesso è finita. Come siete tornati indietro? Lui in macchina, io con l'aereo. Il ritorno avete semplificato? Abbiamo semplificato, sì. Potrebbe essere bello, perché hanno fatto una battuta, non so se pensare l'anno prossimo di andare dove c'è la casa dei Pollicini in Romania. Salute permettendo e tempo permettendo, perché noi siamo artigiani, quindi abbiamo delle attività in proprio, quindi bisogna un po'. Come percorso potrebbe essere ugualmente bello? Penso di incontrare quei ragazzi. Penso sicuramente sì.
Allora, 2023 Longarone, Romania? Luca ci sta pensando, ci sta martellando già da qualche tempo, perché no? C'è un anno di tempo. Sì, no, ma sai, alla fine è bello andare dove non si è mai stati, passare per... Però di andare lì e incontrare quei ragazzi. Ma questo prima o poi... Sarebbe forse un'emozione persino più grande dell'arrivo in Portogallo. Sai, sì. Anche perché io dico, ci hanno aiutato a superare i momenti di difficoltà. È una stupidaggine, a Finisterre è in Spagna, non in Portogallo. Chiedo scusa, sì, non è molto lontano, è poco più sopra, ma ho sbagliato, chiedo scusa. E gli errori in diretta, la geografia si sbaglia. Voglio dire. Credo però che... sono Paesi Baschi? No. Galizia. Allora, credo che forse l'arrivo da quei ragazzi potrebbe essere persino più bello dell'arrivo in Galizia. Sì, sicuramente appunto per motivi di, come posso dire, motivi di cuore. Incontrare loro sarebbe un'emozione molto forte. Sì. Allora, grazie a questi due amici che ci hanno tenuto compagnia, grazie da parte mia e di Stefano a voi per la linea. Spero di avervi raccontato una bella storia. Grazie, sicuramente una bella storia, grazie a Fabio Fioravanti, gli perdoniamo anche quel piccolo errore di geografia. Adesso ci fermiamo 2 minuti per il nostro ultimo break pubblicitario e rientriamo tra pochissimo con altri collegamenti in diretta e i nostri servizi. A fra poco. Rieccoci in diretta con il nostro Focus TG, sono le 12:48 e noi siamo pronti ad andare da Belluno a Bassano del Grappa, dove ci aspetta la nostra collega Vanessa Banzato. Perché? Perché domani è Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, e noi proprio con i Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa, della caserma in via Cabaroncello, abbiamo fatto il punto della situazione su un anno di attività dei Vigili del Fuoco. Vedo collegata appunto Vanessa Banzato, a cui cediamo subito la linea. Buongiorno Vanessa. Sì Alex, una buona giornata a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa. Tra l'altro domani 4 dicembre è la festa di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco. Io mi trovo assieme al comandante del distaccamento di Bassano, Claudio Stocco, e assieme a lui vogliamo tracciare un bilancio di questo ultimo anno di interventi, un bilancio che ha sottolineato, ha denotato, ha registrato un quasi 11% in più rispetto al 2021, giusto? Giusto, sì, effettivamente abbiamo avuto un incremento quasi dell'11% rispetto all'anno precedente, del 21. Posso ricordare anche una cosa, nonostante ci fosse stato anche il Covid, eccetera, c'era stato in quel periodo di lockdown un calo degli interventi. Quindi questo vuol dire che la società, quando è viva, succedono poi i fatti. Comunque, ecco, questo era da precisare. Senta, la tipologia di interventi in cui maggiormente vi ha visto protagonisti? Allora, partiamo da quelli più di necessità, proprio delle aperture porte, il recupero dell'animale o il supporto anche in aiuto magari ai colleghi, ai sanitari quando c'è da trasportare qualche malato. Ecco, queste mi vengono in mente. Poi c'è stato un aumento degli incidenti stradali, anche gravi, e poi gli incendi causati o in maniera magari accidentale, per cortocircuito, per quanto riguarda il settore lavorativo, quindi industria e artigianato. E per quanto invece riguarda le abitazioni private, magari, che ne so, la mancata pulizia delle canne fumarie, che porta magari anche a qualcosa di molto più grave, che oltre alla canna fumaria magari si incendia il solaio in legno oppure il tetto, ecco. Tra i vostri interventi, parlando proprio di incendi, a me viene in mente quello dell'estate scorsa in zona Colceresa, un'intera vallata appunto distrutta dalle fiamme. Sì, stai parlando di quell'incendio delle colline lì di Colceresa. Sì, lì purtroppo è stata, sembra che sia stata appunto un incidente causato dai fuochi di ramaglie provocati dall'uomo.
E visto che tra l'altro era un periodo di particolare siccità? Sì, era molto caldo e c'era forte vento anche quel giorno. E abbiamo avuto difficoltà perché stava lambendo, ormai le fiamme stavano lambendo la borgata dove abitava anche un disabile che prontamente è stato evacuato con i familiari, e lì abbiamo avuto difficoltà. Sono intervenute, devo dire, parecchie squadre, poi anche con l'elicottero della regione, con la protezione civile, squadre sia dei nostri dei vigili del fuoco da Asiago, da Schio e da Vicenza, e i volontari della protezione civile. Per quanto riguarda invece gli incidenti stradali, un incremento che, come ha detto anche lei poco fa, si è registrato negli ultimi tempi, a cosa si può attribuire questa situazione? Allora, sentendo anche le altre forze di polizia, sembra che molti incidenti causati anche con mezzi pesanti siano dovute alle ore eccessive di guida, non rispettando i dovuti riposi previsti fra l'altro dalla normativa. E quello comporta a distrazione, a cose. Poi sì, vabbè, ci sono anche magari incidenti causati dall'abuso dell'alcol o di altre sostanze. Lì c'è poco da fare, o si è attenti, perché la distrazione, specialmente col traffico che abbiamo, succede, l'incidente succede. Vedasi anche quello che è accaduto qualche settimana fa proprio a Rosà, in pieno centro, Rosà lungo la 47 Valsugana, dove la suora è stata travolta e uccisa da un camionista. Sì, purtroppo sì. Lì fra l'altro anche quell'incrocio è molto congestionato dal traffico, specialmente anche traffico pesante. Lì sembra che proprio l'autista, fra l'altro di origine polacca, non si sia neanche accorto perché lui era ripartito, poi dai filmati si è visto che proprio lui non si era accorto di questo della suora che stava attraversando, ecco. Sì, quindi un appello proprio che viene rivolto a chi si mette alla guida di un mezzo, prestare massima attenzione. Certo, e anche chi magari non è alla guida del mezzo, magari pedoni o ciclisti, ecco, mantenere quelle dovute precauzioni in strada, perché l'incidente, guarda, basta un attimo e succede, ecco. Ultima battuta, domani Santa Barbara, allora cosa farete, come organizzerete questa giornata in memoria proprio della patrona di voi Vigili del Fuoco? Sicuramente allora faremo la Santa Messa, parteciperemo a quella qui che c'è vicino a noi, la chiesa di San Leopoldo a Cabaroncello, e poi un momento conviviale con i colleghi in quiescenza, quindi amici e colleghi. Informiamo anche che la caserma sarà aperta per la popolazione, per i bambini che vogliono vedere i nostri camion, nel pomeriggio fino alle 5. Quindi sarà la possibilità anche tornando un po' ai tempi pre-Covid, no? di poter visitare, ecco, questa caserma che affascina sempre soprattutto i più piccoli. Certo, e farsi anche una fotografia sui nostri camion. Esatto. Bene, allora io ringrazio il comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa, Claudio Stocco, grazie per essere stato con noi, grazie a voi, vi ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzatto. E allora noi adesso però andiamo avanti, voltiamo pagina, parliamo di pagamenti elettronici, parliamo di POS, perché insomma è stata intenzione del governo quella di alzare la soglia a 60 euro per far scattare l'obbligo di accettare pagamenti con il POS. Una boccata d'ossigeno per gli esercenti, per magari i baristi, per anche gli ambulanti al mercato. Ebbene, noi siamo andati a Bassano a chiederglielo. Nella nuova legge di bilancio si innalza il limite di pagamenti con il POS a 60 euro. Abbiamo chiesto ai commercianti e agli esercenti se sono d'accordo e che cosa cambia in pratica. Per voi commercianti è una boccata d'ossigeno? Per me sì, molto, non so per gli altri, però così se andiamo avanti andiamo molto male. Penso di sì, per quanto riguarda appunto le varie commissioni che ci sono per i POS. Noi ne facciamo abbastanza, essendo appunto che tante volte la gente non ha i contanti, si stanno abituando tutti ad avere sempre la carta. E molti dicono che noi non paghiamo tasse, che le tasse vengono
appunto applicate alle banche, quando in verità i commercianti hanno una piccola tassa. Molti, e sentendo anche i colleghi, decidono di non accettare il pagamento con il POS sotto importi come 10-20 euro soggettivo, varia da commerciante a commerciante. Soggettivamente, personalmente, abbiamo il POS per pagamenti anche di piccoli importi. E io personalmente sono favorevole a alzare l'importo a 60 euro. Io gli dico la verità, pensavo che ci fosse un aumento dei pagamenti con POS, però in verità non è che ci sia un aumento, insomma, non saprei neanche cosa dirle, insomma, a me va bene anche com'è adesso. Il pagamento del caffè con il bancomat alle ore contate, per voi baristi questa è una boccata d'ossigeno, è una soluzione che approvate? Non è una soluzione. La soluzione sarebbe quella di abbassare i costi del POS. Cioè, non è che può obbligare a uno se... Vabbè, è vero, pagare un caffè con quel POS è assurdo, ma un caffè o qualsiasi altra cosa, anche un cappuccino e brioche, sono 2 euro, 3 euro, quello che è. Basterebbe che abbassasse le commissioni. Se tu vuoi incentivare questa cosa qua, benissimo, abbassami le commissioni, perché ogni transazione ha un costo. Se io penso che non pago il POS, il caffè col POS, se glielo offro mi costa meno. Parliamo adesso di sanità. Nel prossimo servizio la Regione interroga i dipendenti delle ULSS proprio per promuovere una sanità migliore. Parte oggi in tutte le ULSS e aziende sanitarie della Regione Veneto l'indagine per conoscere l'opinione dei dipendenti su alcuni aspetti riguardanti l'organizzazione, l'ambiente di lavoro, il rapporto con i colleghi e con i propri superiori, ma anche rispetto alle politiche di welfare. Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il presidente del Veneto Luca Zaia, e chi ha partecipato al maxi convegno promosso dall'area vasta bassanese Amarostica sui problemi della sanità locale sa bene di cosa stiamo parlando, avendo ascoltato proprio uno dei relatori, Giovanni Faverin, discutere dell'idea insieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Importante, più che interrogare, è importante far partecipare le persone che hanno esperienza e competenza e un'alta professionalità. Lo fanno le aziende private, a maggior ragione un'azienda pubblica che ha molti collaboratori e molti dipendenti deve ascoltare e imparare ad apprendere per migliorare la qualità dei servizi che offre. È verosimile ipotizzare che questa non sia la prima indagine che fanno negli ospedali, quindi sono in molti a chiedersi come sono stati e soprattutto come verranno utilizzati i dati. Ci sono molte indagini anche a livello nazionale e internazionale di questo tipo. Il punto importante è che le persone raccontano la loro esperienza in maniera molto significativa e chiedono, questo è quello che dicono i partecipanti, che si possono migliorare la qualità di cure, i percorsi delle cure, la sicurezza, ma soprattutto la comunicazione interna, la diminuzione dei conflitti organizzativi, cioè tutto quello che normalmente è importante in un posto di lavoro, riconoscere, essere riconosciuti ed essere rispettati. È questo il nocciolo che consente di migliorare la qualità, ma anche la produttività, l'impegno e la motivazione. Queste sono le cose che raccontano i collaboratori e i dipendenti. Molti di voi avranno già pranzato, quindi questo è il momento giusto per il caffè. Parliamo di caffè adesso, è giusto una pillola prima di chiudere questa edizione di Focus TG, perché pensate, è Rovigo, secondo gli esperti dell'Istituto Espresso Italiano, la città dove si beve il miglior caffè d'Italia, precisamente al bar Baribal, gestito da Nico Bregolin, che si è imposto nella competizione per baristi il miglior espresso italiano della Champion 2022 che si è svolta proprio poco fa a Milano. Con questa notizia che ci strappa un piccolo sorriso e magari ci invoglia ad andare a bere un caffè a Rovigo, si chiude questa edizione di Focus TG. Io ringrazio dalla regia Fabio Verin, vi do appuntamento agli appuntamenti serali con TG Bassano e TG Vicenza per tutti gli altri approfondimenti. Ci vediamo domani.